Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Parliamo di riapertura di impianti sciistici perché oggi Federica ha firmato l'ordinanza con la quale in sostanza detta le regole per una riapertura a partire, come si era detto, dal prossimo 19 febbraio, ma sempre oggi il Comitato Tecnico Scientifico ha parlato in realtà di mancanza di condizioni dal punto di vista epidemiologico affinché questa riapertura possa avvenire. Dunque palla che passa al governo in tal senso, in più oggi grande afflusso, vista la bella giornata di persone verso le montagne, insomma potrebbe anche esserci un ripensamento, ma facciamo il punto nel prossimo servizio. La riapertura degli impianti sciistici è incompatibile con l'evoluzione della pandemia. Con questa affermazione del Comitato Tecnico Scientifico si è aperta la giornata di oggi. Dunque sta alla politica ora decidere. Così come è accaduto in Veneto, intanto anche in Regione è arrivato il via libera ufficiale con la firma, sempre oggi, dell'ordinanza con la quale il presidente Fedriga ha dettato le linee per l'utilizzo degli impianti sciistici a partire dal prossimo fine settimana. Considerato che le misure ultime adottate a livello statale e regionale hanno determinato il contenimento del contagio in misura tale da farci tornare in zona gialla, si è ritenuto necessario, ha spiegato Fedriga, alla luce dei dati epidemiologici, continuare a ridurre al minimo le possibilità di assembramento. L'ordinanza prevede un numero massimo di presenze giornaliere pari al 30% massimo della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune presenti nel comprensorio o nella stazione. Nel caso di apertura in notturna, il calcolo dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell'impianto aperto. Per le stazioni sciistiche che hanno al massimo 2 impianti complessivi, la capienza massima è determinata nel 50% della portata oraria complessiva. Stabilite le regole del gioco, ora resta da capire se davvero si partirà. Lo stop suggerito dal CTS verrà accolto dal governo e il grande afflusso di gente verso la montagna che si è registrato oggi in regione influirà in qualche modo sui ragionamenti che si stanno facendo. Promoturismo conferma che la splendida giornata di sole e la zona gialla hanno fatto sì che nei poli, che potrebbero essere riaperti tra 5 giorni, oggi si vedesse tantissima gente, ma le misure messe in campo con l'intervento di forze dell'ordine, volontari e personale stesso di Promoturismo hanno fatto sì che si rispettassero le regole. Ma i dubbi restano e anche le immagini di oggi, compresi i timori di un aumento dei contagi e l'effetto delle varianti, potrebbero rimettere tutto in gioco e portare ad un ripensamento forse già in atto. Intanto oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.840 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 174 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,53%. Sono inoltre 1.798 i test rapidi antigenici realizzati, qui 42 casi, il 2,34% del totale, 11 decessi registrati, 61 ricoveri in terapia intensiva, 414 in discesa quelli negli altri reparti e diminuiscono anche le persone in isolamento, 9.226. Intanto altre 424.000 dosi di vaccini anti-Covid sono state consegnate in tutta Italia e sono a disposizione delle regioni per essere somministrate. Lo ha fatto sapere la Difesa, che ha concluso il trasferimento nelle 102 destinazioni indicate di 292.800 dosi di siero AstraZeneca e 132.000 di Moderna e sono attese 15-20 milioni di dosi di vaccini per i mesi di aprile e maggio e dunque per l'estate, secondo l'ex vice ministro alla salute Sileri, bisognerebbe riuscire a vaccinare tutte le categorie più fragili della popolazione. Il sequestro di 66 kg di carne, la chiusura per 5 giorni e sanzioni per 3.400 euro. E questo l'esito di un controllo congiunto eseguito da Polizia Locale e azienda sanitaria in un alimentari con macelleria del centro città, Monfalcone, gestito da cittadini macedoni. In un frigo congelatore spento al momento del controllo sono stati trovati numerosi chili di carne bovina e avicola in stato di decongelamento, carente la documentazione
relativa alle procedure di conservazione della carne, e anche le attrezzature sono risultate di tipo domestico e non per le imprese. Numerosi alimenti inoltre erano privi dell'etichettatura in lingua italiana e mancava l'apposita contrattualistica per lo smaltimento dei residui provenienti dalla lavorazione. Dunque, oltre al sequestro e alla sospensione dell'attività fino al sanamento delle prescrizioni, con sanzione di 3.400 euro, è stata disposta la chiusura provvisoria per 5 giorni dell'attività. Un altro infortunio in montagna: è scivolato per una cinquantina di metri lungo un pendio ghiacciato e si è procurato una frattura e diversi traumi, attivando la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l'Elisoccorso regionale. A chiamare i soccorsi attorno all'ora di pranzo sono stati 3 giovani, 2 ragazzi e una ragazza, che stavano percorrendo una strada forestale nel comune di Verzegnis quando uno di loro, un trentenne di San Daniele che calzava delle semplici scarpe da ginnastica, è scivolato prendendo velocità lungo il pendio sottostante e si è aggrappato all'amico facendo cadere anche lui. Fortunatamente questi si è fermato mentre l'altro è scivolato per una cinquantina di metri. L'Elisoccorso regionale ha recuperato l'uomo, che è stato poi portato a Tolmezzo in ospedale, riportato una frattura alle gambe appunto e diversi traumi. Rubava abiti di lusso con un complice in sedia a rotelle che nascondeva i capi grifati e usciva dai negozi senza essere controllato, sfruttando la sua condizione di disabilità. Un cittadino bosniaco di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di Udine dopo essere stato rintracciato all'estero e estradato in Italia. Dovrà scontare una condanna di 3 anni e 7 mesi per le condanne del Tribunale di Como, di Gorizia e di Udine per fatti avvenuti fra il 2006 e il 2012. E durante i controlli anti-Covid eseguiti dalla compagnia di Palmanova dei Carabinieri sono stati individuati 2 locali pubblici, uno a Porpetto e uno a Vicinico, che avevano mantenuto gli spazi aperti in violazione alle disposizioni anti-Covid, e in entrambi i casi è arrivata la chiusura dei locali per 5 giorni, oltre alle sanzioni al titolare e ai presenti. Oggi la commemorazione del 76esimo anniversario dell'eccidio di Porzus è stata celebrata in piazza a Faedis con la posa di una corona d'alloro, alla presenza anche del Presidente del Consiglio regionale Zanin e dell'assessore regionale Graziano Pizzimenti. Ricordiamo in questo luogo simbolo 17 vite spezzate nel 1945. La malga di Porzus è uno dei tasselli della nostra storia che ci permette di riconoscere chi siamo e quale ruolo vogliamo avere nel futuro che stiamo scrivendo. Sono le parole che l'assessore regionale Graziano Pizzimenti ha pronunciato durante la 76esima commemorazione dell'eccidio di Porzus, con il massacro di 17 partigiani osovani da parte di gruppi di partigiani garibaldini. Per contingentamento da coronavirus, la cerimonia si è svolta con un pubblico limitato tra Faedis con la posa di una corona d'alloro al monumento dei caduti e Canebola con la messa nella chiesa parrocchiale. Ha ancora senso essere qui perché la ricerca della verità e della giustizia ci porta alla libertà, ed erano i valori a cui questi martiri si erano votati per cercare di sconfiggere un nemico duro come il nazifascismo, senza sapere che a fianco chi credevano amici aveva idee diverse per queste terre. Sono testimoni di un grande sacrificio per la patria, per la libertà, ecco, e è un sacrificio che oggi mantiene viva la propria attualità. È un sacrificio che vale per degli ideali che vale la pena comunque di continuare a difendere. E dal bellissimo cuore tricolore disegnato dalle frecce tricolori a Cortina prima della gara di discesa libera. La pattuglia acrobatica nazionale ha disegnato il tricolore sui cieli di Cortina 2021. Questa mattina, in occasione di una delle gare più rappresentative dei campionati del mondo di sci alpino, gli MB 339 della PAN hanno colorato con i fumi verde, bianco e rosso il traguardo della discesa libera, prima della partenza della gara maschile delle 10. Si è trattato del primo sorvolo del 2021 per le frecce tricolori. Si è svolto in uno scenario mozzafiato tra le maestose vette dolomitiche, patrimonio dell'UNESCO. L'obiettivo è quello di portare un messaggio di speranza, solidarietà, ripresa economica e sociale a quasi un anno dall'inizio della pandemia nel nostro paese. Il passaggio su Cortina è dunque preludio di una stagione acrobatica durante la quale gli uomini e le donne dell'aeronautica militare daranno prova della capacità di fare squadra.
Preparazione, velocità, tecnologia e spirito di squadra, è stato sottolineato, sono solo alcuni degli elementi che accomunano gli atleti dello sci alpino ed il personale delle Frecce Tricolori. Le Frecce Tricolori tornano dopo 40 anni sui cieli di una competizione mondiale a Cortina d'Ampezzo. Era il 7 gennaio del 1981 quando la pattuglia acrobatica nazionale stendeva i fumi tricolori in occasione dell'apertura dei mondiali di bob, ospitati proprio dalla regina delle Dolomiti. Il 2021 per le Frecce Tricolori rappresenta un anno particolare. Il 1 marzo, infatti, la PAN compirà 60 anni della propria costituzione, avvenuta all'aeroporto di Rivolto nel 1961. La pattuglia acrobatica nazionale è composta da circa 100 persone. Lo sport si ferma alla serie positiva dell'Udinese, battuta all'Olimpico per 3-0, doppietta di Veretù, a segno 2 volte in 25 minuti, poi al 93esimo chiude i conti definitivamente. La rete di Pedro, si salva per l'Udinese solo Deulofeu. Intanto c'è da dire che di fronte c'era una Roma, un'ottima Roma, che è stata dal suo punto di vista agevolata alla prima azione, al quarto minuto, fa i gol, e noi per tutto il primo tempo abbiamo perso le misure di squadra, siamo stati troppo lunghi, non eravamo capaci di legare le due fasi di gioco. Ogni volta che provavamo ad attaccare la Roma, portare giocatori sopra la palla, vicino all'area di rigore, e con 2 o 3 passaggi ci trovavamo nella nostra area di rigore. Questo refrain si è ripetuto per tutto il primo tempo, il secondo tempo è stato decisamente diverso. Detto che poi un rigore un po' così dà quella serenità di gestione a una squadra forte della partita. Noi abbiamo cercato nel secondo tempo di guadagnarci metro dopo metro la possibilità di dimezzare il vantaggio e di aprire questa partita. Ci eravamo andati anche molto vicini, perché se Deulofeu in quell'1 contro 1 riesce a fare gol, gli ultimi 25 minuti sarebbero stati completamente diversi. L'epilogo finale diventa particolarmente amaro, perché fa diventare questo risultato particolarmente rotondo in virtù di una giocata di grande qualità di 2 giocatori della Roma. E allora noi torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, vale a dire quella relativamente all'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Fedriga per la riapertura degli impianti sciistici, che dettava le regole, ma anche a quello che era stato uno stop suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico. Dunque dubbi che c'erano relativamente a una possibile ripartenza appunto il 19, e dubbi che vengono sciolti con l'ordinanza che è stata firmata dal Ministro della Salute Speranza, ordinanza con la quale di fatto vengono accolte le perplessità espresse dal Comitato Tecnico Scientifico, il suggerito stop dunque, e tutte le attività sciistiche non si potranno effettuare, attività sciistiche amatoriali, fino al 5 marzo. Chiudiamo con il basket, perché al Carnera è arrivata la seconda vittoria per la più Old Wild West Udine, la 9ª in campionato, bissato il successo di 7 giorni fa a Treviglio, e prima vittoria in casa nel 2021. La squadra di Boniccioli ha battuto l'Orlandina Basket per 86-80 al Pala Carnera, con una giornata emozionante proprio per il numero 3 Dominic Johnson, che ha iniziato la gara nel ricordo del fratello scomparso il 13 febbraio 2015 a soli 25 anni. E con questo ci salutiamo, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, a voi l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.